c'est la vie. And when you're down, you will be high again, you see. Everything will turn out fine, 'cause c'est la vie. And in the end, the bottom line is c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Benvenuta al presidente del primo municipio di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Grazie per essere qui e ci vediamo a Via Veneto. Ben trovati a tutti quanti voi, a chi ci ascolta, a chi ci segue, e grazie per questa iniziativa. Ci vediamo a Via Veneto, vuole partire con domande semplici, soprattutto per conoscere il personaggio che si ha di fronte. Quindi la prima domanda è molto semplice: chi è Sabrina Alfonsi? Sabrina Alfonsi è una donna, una mamma di un ragazzo di 19 anni, un'antropologa culturale, una imprenditrice di piccole imprese prima di fare politica, ma soprattutto una persona con la passione della politica da quando è molto giovane, da quando avevo 17 anni, quindi ho cominciato presto, ma in realtà arrivo a una politica di professione invece molto tardi. L'ho sempre fatta come passione, come attività volontaria, come politica di base, e credo che questo ha anche determinato e determina il mio modo di agire come presidente di municipio. Forse come si dovrebbe fare come servizio alla collettività? Beh, prima sicuramente nasceva così, erano gli anni in cui dal liceo, dalle lotte studentesche, poi ognuno prende un proprio percorso. Io mi sono dovuta confrontare con una malattia di mia mamma molto giovane, e a quell'epoca gli ospedali erano veramente in condizioni disastrose, e quindi pur avendo 18 anni mi sono iscritta al Tribunale per i diritti del malato e ho cominciato dai diritti appunto delle persone in più difficoltà, che stavano appunto dentro agli ospedali come numeri, si diceva allora. Una lezione data dall'esperienza. Esatto, via. E quindi quello comunque mi ha formato anche rispetto anche ad un modo di vivere e di vita comunque di una persona di un ceto medio alto. Io sono nata a Piazza Mazzini, sono cresciuta in Prati, quindi insomma quello è il mio percorso. Tutti ci chiediamo, insomma, spesso si fa confusione, no? Tra Comune di Roma, municipio, le competenze. Ecco, qual è il ruolo di un minisindaco? Che fa Alfonsi tutto il giorno? Ma devo dire è una bella domanda, perché in realtà noi ci troviamo in una situazione abbastanza anomala e delirante all'interno del Comune di Roma, e purtroppo si sono perse tante opportunità per un decentramento serio di questa capitale del paese. Governi anche molto diversi tra loro in realtà hanno fatto anche simili errori, e quindi noi abbiamo che l'ultimo passaggio in cui il presidente del municipio viene eletto direttamente dai cittadini, in realtà non è stato lo stesso passaggio di un maggior poteri e competenze ai cittadini, quindi ai municipi. Quindi che cosa succede? Che oramai il presidente del municipio è assolutamente il mini sindaco di quel pezzo di territorio. Esatto. Il sindaco di Roma è assolutamente troppo lontano per la vastità che è Roma, è lontano per i cittadini del primo municipio, immaginiamoci per i cittadini delle periferie, e quindi ci si rivolge a un presidente che ahimè ha molte poche competenze. Io oramai sono 6 anni, sono stata eletta la prima volta nel 2013 con il sindaco Marino, sono rimasta ovviamente con il commissario Tronca e sono l'unica rieletta in questo mandato, e devo dire che io già dal 2013 avevo detto: non mi sentirete mai dire non è di mia competenza, perché nel caso in cui non è mia competenza voglio diventare il sindacato del mio territorio, e quindi sarò alla testa delle mobilitazioni nei confronti degli altri enti, non solo il Campidoglio, può essere la regione, può essere il Parlamento, cioè di quegli enti che hanno la competenza su questo del territorio. E questo è un po' quello che noi stiamo facendo, e credo che questo ha dato intanto la credibilità, perché prima si pensava, quando uno diceva non ho le competenze, che fosse la scappatoia per non occuparsene. Però è arrivabile, lei è raggiungibile dal cittadino. Sì, assolutamente sì. Io vengo adesso da un'altra iniziativa, e devo dire che una persona non residente del mio territorio si è avvicinata e mi ha detto: Presidente, io vorrei farle la copia del mini sindaco, vorrei farle i complimenti, perché ovunque c'è un problema io la trovo.
Ecco, questa è una cosa e molto già bella. questo rispondere Sì. alle problematiche è importantissimo. Si può sempre intervenire con fondi, si può sempre poi riuscire a rispondere concretamente, o ci sono delle difficoltà di dialogo comunque tra... No, dunque non si può riuscire direttamente perché laddove le competenze non sono nostre, Certo. noi non possiamo fare una sostituzione di poteri, ma anche perché non abbiamo le risorse per fare una sostituzione di poteri. Voglio dire, è chiaro che se uno dice Via Veneto ha una buca, intervengo io, ma il problema è che se non ce l'hai i soldi, sostituirti poi non è facile. Io penso che noi dobbiamo assolutamente, perché l'ultima riforma, quella delle aree metropolitane, ha penalizzato ancora di più. Noi adesso abbiamo un'area metropolitana completamente scoperta, quindi noi dobbiamo assolutamente spingere tutti perché si arrivi a un decentramento serio di questa capitale. Con poca partecipazione, Zero, una parte, tutti i livelli di secondo livello, cioè quando non c'è un'elezione diretta diventano troppo lontani dalla politica e dalla cittadinanza. Quasi si debba bussare alla città metropolitana. Invece noi dobbiamo così. assolutamente arrivare, perché lo faccio con due esempi banali ma per farci capire. Noi abbiamo Roma che è troppo piccola rispetto alla sua influenza, lo dimostra il fatto che il nostro porto è fuori Roma, è a Civitavecchia, il nostro aeroporto è fuori Roma, è a Fiumicino. È assolutamente troppo grande per riuscire ad occuparsi dei sanpietrini del singolo vicolo. Noi dobbiamo arrivare a una città come poi sono in maniera diversa, ma Berlino, Parigi. Io ho fatto una pubblicazione su questo perché abbiamo fatto un confronto con un minisindaco di Parigi, che è quello del 13° arrondissement, perché siamo gemellati con loro, e con il minisindaco di Berlino, che è invece quello del primo municipio come loro hanno molte più competenze. E quindi ovviamente il mini sindaco di Parigi raccontava che siccome hanno aperto una scuola all'interno del suo territorio, lui ha ridisegnato le linee degli autobus, perché chiaramente essendoci una scuola c'era un'esigenza diversa. Noi non possiamo neanche spostare una fermata, quindi voglio dire, questa è la differenza. E se ci fossero delle capacità di intervento più diciamo intense sui municipi, sarebbe tutto diverso, anche per valorizzare le risorse proprio del territorio stesso, ma anche per un controllo. Noi lo stiamo dimostrando con il verde. Noi abbiamo chiesto fortemente il decentramento del verde, adesso cominciamo ad avere del verde nostro. Io vi invito a fare una passeggiata sull'ex primo municipio, cioè sulla città storica. Abbiamo difficoltà ad avere la consegna perché essendo verde di pregio non viene considerato municipio. Però verde di pregio alla fine diventa verde di spregio, perché sennò... Però se voi andate a fare una passeggiata e passate per Piazza dei Quiriti, in mezzo c'è Piazza Mazzini e poi Piazza Benzizza, Quiriti e Benzizza che la manuteniamo noi sono a posto, Mazzini che non la manuteniamo noi è assolutamente nel degrado. E questo era importante saperlo, però, perché non tutti capiscono, ecco, si fanno anche Bisogna questo genere di domande. Assolutamente. L'ambiente urbano determina un pochino il comportamento della collettività, delle persone, no? E anche, insomma, porta ad un senso di responsabilità nelle azioni che dovrebbero essere quasi sempre incivili. Secondo lei sono connesse, cioè il degrado con l'illegalità? Assolutamente, il degrado porta degrado, la bellezza porta bellezza, è la famosa teoria del vetro rotto, che assolutamente è vera, e è il motivo per cui mi fa più male quando la sindaca manda un video del singolo cittadino che butta il materasso. Ora mi piacerebbe che insieme a quel video e a quella multa la sindaca mandasse tutti i cassonetti strapieni e non raccolti da AMA, perché noi non possiamo pensare che il cittadino si comporta bene quando la società partecipata a cui il cittadino paga un importo importante si può permettere di non svolgere il servizio. Allora, se è vero che noi pretendiamo dai cittadini, lo dobbiamo pretendere prima dall'amministrazione. È difficile che un amministratore si può permettere di accusare un cittadino quando per primi noi non riusciamo a garantire un servizio. Mi ha risposto esattamente alla domanda, perché sono io la vedo così. Come? Io la vedo così, cioè il giorno che Roma è perfetta e il singolo cittadino butta il materasso, siamo tutti d'accordo con la sindaca. E vanno bene pure i video e gli spot.
rapporto. Assolutamente. Com'è il rapporto con la sua famiglia? Lei è una donna impegnata dalla mattina alla sera, come ha detto lei, risponde a tutti. Come fa a coniugare? Ma sicuramente io sconto quello che scontano tutte le donne in questo paese, cioè è un paese non per le donne da tanti punti di vista. Noi dobbiamo ampliare sicuramente le politiche per le donne, e il che vuol dire politiche per le famiglie, il che vuol dire riuscire appunto a conciliare i tempi di vita privati con i tempi di vita pubblici. Io devo dire che su questo facciamo molto. Noi per esempio tutte le volte che chiudono le scuole il primo municipio mette in campo delle ludoteche o dei centri estivi o invernali per poter permettere alle famiglie di avere un posto dove non parcheggiare i figli, ma portare i figli in serenità, che loro nel frattempo fanno delle loro esperienze. Queste sono le politiche di genere che andrebbero fatte. Quando io dico che c'è bisogno di più donne è perché portano di per sé un punto di vista, non sempre, bisogna avere delle donne anche un po' femministe, però questo... Io in questa ottica devo dire che sono riuscita abbastanza a conciliare. Certo, ho fatto un figlio, ne avrei voluto di più e di più era abbastanza difficile, però è stato coinvolto nella mia vita e non ho avuto diciamo conseguenze negative. Certo, probabilmente è riuscita anche a trasmettere dei valori, assolutamente, vista la lotta quotidiana. Prima di parlare delle attività commerciali, 30 secondi e torniamo subito, anche di meno, pochi momenti. Eccoci tornati. La legalità da sola. Lei, vado al sodo, lei ha fatto un'azione sulla strada di Via Veneto importante, cioè riportare la legalità. Allo stesso tempo questa azione può essere stata letta anche come togliere però delle attività che potevano portare persone, insomma, potevano sollecitare le attività economiche e commerciali, gli esercizi. Come si può far coniugare? Ma dunque, questo? diciamo che la domanda mi è chiarissima e le rispondo anche. Su Via Veneto in particolare siamo stati invece un po' fortunati, nel senso che diciamo che l'illegalità erano delle grossissime strutture sui marciapiedi, in molti casi abbandonate, che creavano non solo illegalità ma anche mancanza di decoro, e soprattutto coprivano completamente le vetrine di chi era dietro, e quindi ovviamente quelle strutture danneggiavano. Dopo insomma non possiamo passare dalla dolce vita oggi, no? Dai momenti di massimo splendore in realtà erano diventate delle barriere. Via Veneto in particolare, io credo che bisognerebbe fare, lo dico sempre, lo sforzo è quello, noi dobbiamo fare un progetto più complessivo, perché Via Veneto che cosa ha avuto? Ha avuto, tanto per cominciare, una mobilità sbagliata. Io dico sempre che noi abbiamo 3 grandi autostrade che entrano nel centro storico e tutte e 3 sono morte a causa di questa mobilità. Parlo di Via Veneto, dove si entra per andare in centro storico con una corsia molto larga anche a grande velocità, e parlo di Via Labicana. Chi si poteva immaginare che la strada che porta da Termini al Colosseo è una strada morta? Se uno la racconta così, senza conoscere quella strada a occhi chiusi, dice: noi a Roma abbiamo una strada, sembra assurdo che dalla stazione centrale va verso il Colosseo, uno come se la immagina? Magari piena di negozi di souvenir, neanche bella, no? Ma così se la immagina, certamente non se la immagina come una strada morta. E poi Corso Vittorio Emanuele, una strada che conduce da Castel Sant'Angelo al Largo Argentina. Figuriamoci, abbiamo
sì. Allora lì c'è sicuramente un errore, che è l'errore di viabilità, c'è un errore urbanistico. Noi queste strade dobbiamo ritornare A viverle. a viverle, a diminuire un traffico veloce in entrata e a farle rinascere a seconda delle loro funzioni. E il Oggi, tavolino le piace o no? Il tavolino... ma io sono dell'idea che nel centro storico della città non può esserci la visione di chi vuole solo tavolini o di chi assurdo Non vuole ne le vuole macchine per bloccare i tavolini. Noi al centro della città dobbiamo riuscire ad entrare in un equilibrio che vuol dire tavolini nella giusta concentrazione, macchine nella giusta concentrazione, e io dico sempre un po' di meno, insieme anche a Ho visto spazi, anche la pedonalizzazione esatto, che insieme sta anche a lanciando. spazi invece di dove si vive un pezzo di strada Si in ritorna altre alla maniere. vita sociale, insomma, Via Puglie, che è l'aggregazione. assolutamente una strada in un quartiere rione senza piazze, dove non c'è più la piazza intesa proprio nel Si senso parcheggia di- dappertutto. si parcheggia dappertutto, ma lì veramente deve diventare una nuova piazzetta di quello spazio ad uso delle scuole negli orari scolastici, ad uso della collettività. Ecco, noi dobbiamo pensare per ogni pezzo e strada o piazzetta del centro storico qual è la migliore vocazione. Sicuramente Via Veneto oggi la migliore vocazione non è quella dell'autostrada. E lei lo sta facendo già come Via Puglie, come l'ha nominato, attraverso comunque la concertazione con la cittadinanza, credo. Per forza, per forza. Non si può più calare nessun progetto dall'alto, bisogna essere portatori di tanti interessi e bisogna conciliare, perché se no succede questo. I commercianti, soprattutto quelli che lavorano non con serietà e amando la città ma nel guadagno facile, metterebbero i tavolini dappertutto. Gli automobilisti metterebbero le macchine dappertutto, alcuni residenti pur vivendo in centro vorrebbero avere le stesse comodità che hanno quelli della periferia, non avendo i problemi della periferia. Non funziona così, e quindi bisogna assolutamente appunto rideterminare. Io vivo in centro, vivo a Trastevere. Se chiunque parla con qualcuno dice mamma mia, io a Trastevere non ci vivrei mai. Io ci vivo volentieri, ci vivo bene. E chiaramente non è che mi posso aspettare che quando invito le persone a cena trovano tutte subito parcheggio. Questo non è parcheggio possibile. e lindo e Però pulito. vengono volentieri a casa mia a cena, anche troppo, quindi vuol dire che in qualche maniera si arriva tranquillamente. Chiudiamo proprio con Via Veneto e la ringrazio anche perché lei è in apertura di questa serie di interviste che non vogliono né parlare del presente, del passato, né troppo del presente, forse abbastanza del futuro, no? Di riportare quel solletico intellettuale che è giusto e doveroso per strade del genere e per il primo municipio che lei rappresenta. Un auspicio per la strada della dolce vita, la vogliamo chiamare ancora così, e comunque la ringrazio per essere qui. Ma sicuramente Via Veneto deve diventare una grande promenade, una strada dove si può passeggiare avendo un bel livello di commercio, ma anche gallerie d'arte, delle realtà che non ci sono da altre parti, per cui si parla molto per esempio del fatto delle macchine, no? Noi non abbiamo più delle grandi esposizioni belle di automobili. È vero che l'automobile non è più un commercio come lo era prima, ma a maggior ragione invece potrebbe essere un commercio di livello, cioè le macchine di lusso che vengono esposte in strade che permettono anche questo. Dovrebbe essere appunto, noi quello che vorremmo è cambiare la viabilità e pensare invece che uno possa parcheggiare nel parcheggio del Galoppatoio e farsi una passeggiata fino a Barberini, arrivando poi verso il Tritone. È chiaro che questo è possibile se poi per esempio dal Tritone hai un piccolo trasporto, che non possono essere questi grandi autobus, ma sono delle piccole navette elettriche che possono risalire per riportarti ai punti da dove sei
sceso, e dovrebbe essere una strada dove noi possiamo anche mettere delle attività. A noi ci chiedono sempre le stesse piazze, ci chiedono tutti Piazza del Popolo, ci chiedono tutti Circo Massimo, ci chiedono alcune vie, mentre ci sono delle strade che sono totalmente al buio da questo punto di vista. Ecco, Via Veneto può diventare invece una strada di esposizione di arte moderna, anche stabile, nel senso che in altre città, in altre capitali d'Europa, esatto, ci sono delle mostre stabili. È sicuramente la strada degli alberghi, ma noi dobbiamo fare in modo che non si viene a dormire a Via Veneto, ma che si viene a soggiornare a Via Veneto, e quindi prima di tutto si conosce Via Veneto prima di andare da altre parti. Grazie a Sabrina Alfonsi. Grazie a voi, grazie veramente. C'est la vie, and when you feel your heart is broken, c'est la vie, and no more words of love are spoken, c'est la vie, you never know